lockdown aumentano le aggressioni alle forze dell'ordine, il bilancio parla di un più 30,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Il servizio. Il periodo di lockdown causa emergenza coronavirus tra marzo e aprile è coinciso con un'escalation delle aggressioni alle forze dell'ordine. Nei primi 4 mesi del 2020 sono stati rilevati 913 episodi di violenza verso gli uomini in divisa, a fronte invece dei 699 dell'anno precedente, con un brusco aumento del 30,6%. Sono le conclusioni dell'osservatorio ASAPS, il cosiddetto Centro Ricerche e Studio dell'Associazione Sostenitori Amici della Polizia Stradale, nell'ambito dell'indagine annuale Sbirri Picchiati. Il 46,2% delle aggressioni sono avvenute a danni dei carabinieri, 422 attacchi, il 44,6% contro agenti di polizia, 407, il 7,7% contro vigili urbani, 70 attacchi. Chi attaccava l'agente di polizia era spesso o ubriaco o drogato. È avvenuto nel 36,5% degli episodi. In 353 casi gli attacchi sono stati portati da stranieri, 38,7%, una percentuale più bassa rispetto al primo quadrimestre dell'anno scorso, quando toccò un picco del 52,35%, e a tutto il 2019 quando è stata del 48,3%. In 129 casi, pari al 14,1%, è stata utilizzata un'arma propria o impropria, bastoni, oggetti o addirittura l'auto durante i controlli della polizia stradale. Secondo l'ASAPS, trattasi di percentuali preoccupanti che denunciano un pericoloso disprezzo delle forze dell'ordine. Tuttavia non sono state considerate le circostanze eccezionali della quarantena. Sono salite le aggressioni, ma occorre considerare come siano aumentati anche i controlli e le quote di popolazione sottoposte a identificazione. Basti considerare come, dall'11 marzo al 20 aprile, siano state sottoposte a controllo in tutta Italia quasi 9 milioni di persone, con 339.620 sanzionate, pari a un esiguo 3,8% sul totale. Dati che si riferiscono a un arco di tempo limitato e non considerano come i controlli siano proseguiti a maggio e continuino tuttora. Rimaniamo in tema, saluto e ringrazio l'amico Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato. Dottore, grazie per essere tornato in nostra compagnia. Dunque, che commento facciamo di fronte ai dati che ci ha appena così sciorinato Alex Zamò, che sono aumentate addirittura del 30,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso le aggressioni nei confronti della polizia? È un dato allarmante, preoccupante secondo lei? Ma è una situazione che io denuncio da tempo, no? In altre occasioni, al di là di questi dati, il fatto di avere sotto un certo aspetto le mani legate, in quanto poi vediamo gli eccessi americani, ma potersi difendere diversamente, in maniera diversa da quella che ci è consentita come polizia e forze dell'ordine in Italia, sapete che in 30 secondi vai davanti al giudice e vieni condannato, le spese le paghi, vieni allontanato magari se ti va bene per qualche mese, se no addirittura vieni lasciato a casa per tutta la vita dal servizio. Questi sono gli eccessi, poi se qualcuno ci può identificare, no, in episodi come quelli americani, però voglio dire che laddove c'è una determinata violenza, io non lo commento quello che è successo in America, direttore, perché bisogna essere sul posto. Una determinata violenza ovviamente va non nell'eccesso, ma va una risposta da sola, quella di essere liberi di poter intervenire in maniera più incisiva. Questo è. Noi in Italia, l'ho detto tanto tempo fa, a noi in Italia ci hanno cambiato i cinturoni da neri, li hanno rimessi bianchi attorno al cordo della polizia perché dicevano che eravamo fascisti. Cioè, in Italia c'era un cinturone in corda, c'è un cinturone particolare che era stato fatto in pelle nera, è stato levato
perché ci dava dei fascismi. Senta invece che le chiedo un'impressione su quanto, anche perché siete intervenuti voi oggi pomeriggio, su quanto è successo alle 14:30 davanti alla prefettura di Pordenone. Allora, le chiedo un commento, un'impressione io ho sua. sentito anche il suo commento e guardi, lo condivido pienamente. Allora, queste persone veramente siamo nel ridicolo. Ci sono persone che veramente non mangiano, che vanno a vedere nell'immondizia se possono mangiare, che io tante volte dico non hanno il panettone a Natale sotto l'albero. E questi ospitati, ospitati e riveriti, cellulare, scheda telefonica, sigarette, soldi, si permettono di fare quello che un italiano non può fare, cioè in questo periodo non è consentito dimostrare se non previa autorizzazione, che a volte non può essere concessa perché sappiamo che del CPN del Consiglio dei Ministri non è consentito in questa fase, in questo momento, manifestare. Ha detto bene una cosa, vorrei vedere chi pagherà quei 400 euro. A me mi fa ridere quella contravvenzione. Va posta, va data, ma vorrei vedere quanti andranno a pagarla. E sono sicuro che persone italiane, cittadini italiani, l'hanno pagata. Ma e la pagheranno. Lei, e questo, ecco, allora voglio vedere, perché dietro a queste manifestazioni c'è sempre la politica. No, ma era questo non che volevo... non escono Vedi, così mi ruba le queste domande, persone. no, volevo chiedere se queste persone secondo lei sono manovrate da qualcuno. Ma certo che sono manovrate perché se di così qualcuno. la multa la recapiterei. Esatto, 400 per 31 la recapiterei a chi Esatto, direttore, ed è la stessa situazione che si è verificata l'altro giorno a Roma. Cioè noi della polizia e delle forze dell'ordine siamo stufi di essere gli ammortizzatori sociali, di condizioni di un governo che non dà risposte, non aiuta le persone, che vanno a dimostrare in piazza. Noi siamo stufi di prendere e dover intervenire contro questa gente che non ha nulla e deve andare lì a dimostrare. Bene, tutte queste persone non devono prendersela con le forze dell'ordine sicuramente, se la devono prendere con questo governo. Ma di mezzo siamo noi, perché qua è una bomba che scoppierà, non è successo niente, succederà. Si ricorda che avevo detto, vorrei non vedere fra qualche mese in questa situazione colleghi in piazza col manganello, se lo ricorda? Certo. L'ho detto da questi studi. Ricordo. Dovrei giocare all'Enalotto, magari riesco a fare anche 13, mettiamolo a sorridere, ma non c'è niente da ridere, perché queste situazioni è l'inizio, non è la fine. Speriamo veramente invece di sbagliarci, ma temo che non sia così. Raffaele Padrone, vice segretario nazionale di FSP Polizia di Stato, grazie per essere stato in nostra compagnia, ci vedremo la settimana prossima. 2 persone positive in più rispetto a ieri a fronte di 7.400 tamponi eseguiti. I dati del Veneto continuano ad essere buoni, così come la sperimentazione delle cure con il plasma. Ecco come funziona.